Per una guida corretta nelle tue rapine, non affidarti a un palo improvvisato, ma approfitta di chi ha esperienza. Autoscuola Mimmo Satizzo, con oltre 20 anni per rapina a mano armata, danneggiamento, furto con scasso e abbigliato, ti aspetta in via Goffredo Mammalucchi 190 bis a Vibo Valencia. Diretta dal pluripregiudicato Mimmo, l'autoscuola ti insegnerà a seminare le forze dell'ordine, fare testacoda col freno a mano tirato, far perdere le tracce dopo una spettacolare evasione e molto altro ancora. Guida di auto sportive, fuoristrada corazzati per blocchi stradali e contrabbando di sigarette, furto di autotreni nei piazzali autostradali, l'autoscuola Mimmo Satizzo è quello che fa per te. Autoscuola Mimmo Satizzo in via Mammalucchi 190 bis a Vibo Valencia. Telefono 0963 58179 67401 e chiedere per quella cosa là che loro capiscono. Autoscuola Mimmo Satizzo, dritta al furto in tutta sicurezza. C'è pure l'applauso, qua ormai fanno quello che vogliono. Va ora in onda Aria fritta, Vaticano, fatti nostri e varia umanità con Antonino Danna. Legge di Murphy. Puoi aspettare il corriere Amazon tutto il giorno, arriverà comunque quando stai seduto sulla tazza. Vi abbiamo letto il Macheda del giorno. Compare, lei che è il radioso nonché glorioso ideologo di questa trasmissione, che cosa ne pensa? Grazie come sempre a Gianni Macheda e al compare, l'uomo più bello della Calabria, per il loro contributo. Amiche e amici miei, ma non dell'avventura, buonasera, siete sulle magiche onde di Radio Libertà. Questa è Aria Fritta, io sono Antonino Danna e questa è la puntata di oggi, martedì 25 di novembre dell'anno del Signore 2025, giornata internazionale contro la violenza sulle donne, e noi facciamo forte il nostro appello a difendere e proteggere tutte le donne contro qualsiasi violenza. Le donne mi hanno insegnato molto nella vita e mi hanno reso un uomo migliore e credo di aver imparato più dalle donne che dagli uomini. Basta solo questo a esprimere la mia gratitudine e la mia riconoscenza. Cominciamo la nostra trasmissione, vi ricordo, date il sangue, in ospedale serve sempre, salverete vite umane, chi salva una vita umana salva il mondo intero. Secondo appello, radiolibertà.net, fesso, chi non lo legge perché vi perdete un bellissimo giornale online dove ci sono i Liberamente del direttore responsabile Giovanni Sallusti, gli Autodafè di Giulio Cainarca, la rassegna stampa di Samivarin, videopillole e molto altro ancora. Ma adesso noi partiamo con un pezzo del 1976 della Michael Zager Band, Let's All Chant, e andiamo.
Let's All Chant, Michael Zager Band, l'anno era il 77, scusate, non il 76, siete sempre sulle magiche onde di Radio Libertà, Antonino Danna al microfono con voi per questa puntata di Aria Fritta. C'è la versione italiana di Fortune che scrive un pezzo un po' prevenuto su Papa Leone, perché il Papa la settimana scorsa ha invitato i ragazzi a non far fare i compiti all'intelligenza artificiale. Cosa dice il Papa? Parlando virtualmente a migliaia di adolescenti americani alla National Catholic Youth Conference, il pontefice ha ammesso che l'intelligenza artificiale sta diventando caratteristica distintiva del nostro tempo, ma li ha esortati ad affrontarla con cautela. L'intelligenza artificiale può elaborare informazioni rapidamente, ma non può sostituire l'intelligenza umana, ha detto, e non chiedetele di fare i compiti per voi. Non può offrire vera saggezza, le manca un elemento umano molto importante. Secondo il Papa, l'intelligenza artificiale manca di un livello di giudizio giusto e sbagliato e ha esortato i giovani a riflettere profondamente su come l'intelligenza artificiale possa supportare lo sviluppo personale, non sostituire l'impegno alla riflessione. La sicurezza non riguarda solo le regole, riguarda l'educazione e la responsabilità personale, ha aggiunto Papa Leone. Filtri e linee guida possono aiutarti, ma non possono prendere decisioni al posto tuo. Solo tu puoi farlo. Nonostante i suoi avvertimenti, il Papa non si è spinto a dire ai giovani di rifiutare del tutto l'intelligenza artificiale. Li ha invece esortati a usarla in modi che li aiutino a crescere senza compromettere la loro umanità. Usare l'intelligenza artificiale in modo responsabile significa usarla in modi che vi aiutino a crescere, mai in modi che vi distraggano dalla vostra dignità o dalla vostra chiamata alla santità, ha affermato. Affidarsi troppo alla tecnologia potrebbe silenziosamente erodere le capacità di cui i giovani hanno bisogno, ha avvertito il Papa. Siete prudenti, siate saggi, fate attenzione che il vostro uso dell'intelligenza artificiale non limiti la vostra vera crescita umana. Usatela in modo tale che, se dovesse scomparire domani, sapreste ancora pensare, creare, agire da soli, stringere amicizie autentiche, ha aggiunto. Ricordate, l'IA non potrà mai sostituire il dono unico che siete per il mondo. Ora, non ci vedo niente di male nel richiamo del Papa, anche perché il Papa non è contro le nuove tecnologie, è un laureato in matematica, è uno tra l'altro che è dato in predicato di realizzare una enciclica proprio sul mondo dell'intelligenza artificiale e come tutte le cose necessitano di un criterio di applicazione. Forse anziché guardare con una certa prevenzione a quello che il Papa dice, sarebbe meglio soffermarsi su che cosa lui sta dicendo. E adesso Spacer, Sheila e Black Devotion 1979. He's a ladies' man, always greet with a kiss on the hand, protects us all, at the ready to answer a call. In his own special way, he is gentle and kind, oppression he hates, love in his eyes. My heart skips a beat when I'm at his side. He's a spacer, a star chaser, a spacer. He's a spacer, a star chaser, a spacer.
your galaxy. You can trust everyone that you meet. I'm so lucky, he's the only one I'll ever need. He will blast up tonight. He puts his life on the line every time he's in flight. And then you can trace that our love will last beyond time and space. We are space. E dopo aver ascoltato Spacer di Sheila e Black Devotion 1979, adesso apriamo qui sulle magiche onde di Radio Libertà niente po' di meno che lo spazio dedicato alla famiglia reale britannica. Famiglia reale britannica che, insomma, sapete che la settimana scorsa Andrea, che ha perso tutti i titoli, si è però presentato, diciamo così, nel parco della nuova abitazione della famiglia di William, che come sapete è diventato principe del Galles. E infatti Cambridgeshire Live scrive poco dopo che Andrew Mountbatten Windsor ha rinunciato ai rimasugli del suo status regale, il principe William ha reso abbondantemente chiaro che le relazioni familiari erano scese, anzi erano precipitate a un livello più basso possibile con suo zio. In momenti così difficili sono riusciti a far occupare e in un certo senso anche far venire la pelle d'oca agli osservatori della famiglia reale. Questo perché Andrew ha tentato di cominciare a parlare, di prendere discorso con il futuro re, quando è apparso inavvertitamente e inatteso da parte di tutti al funerale della duchessa di Kent nel mese di settembre. William è rimasto in silenzio davanti alle osservazioni da parte di suo zio, che si è presentato sui gradini della cattedrale di Westminster, guardando sempre avanti senza nemmeno tenere conto dell'esistenza dell'ex duca. Alcune settimane dopo il funerale, Andrew ha rinunciato ai suoi titoli reali e ai suoi onori nel corso di una conversazione telefonica durata 10 minuti con un re Carlo che è stato descritto come seccato e furioso. Il fratello più giovane del re ha anche acconsentito ad abbandonare la sua residenza di 30 stanze, la Royal Lodge, dopo che Carlo ha passato anni tentando di liberare questa proprietà che si sta sempre più deteriorando dalle grinfie di Andrea. E naturalmente adesso, nel momento in cui la sorte di Andrea è declinata, pare che lui stia passando il tempo alla Royal Lodge, andando in giro per i corridoi in solitudine, mentre depreca se stesso, sta diventando sempre più isolato e l'ex principe ha poche volte lasciato la sua abitazione e soltanto qualche volta è stato visto andare in giro a piedi per i prati della proprietà di Windsor. Quindi la situazione qui si è fatta abbastanza pesante e anche abbastanza complicata, ma Re Carlo è stato molto chiaro e molto determinato. E adesso ci sentiamo The Glow of Love per Chain 1980 e andiamo. Blooming morning dew, and the beauty seems to say it's a pleasure when you treasure all that's new and true and gay. Easy living, and we're giving what we know we're dreaming of. We all having fun walking in the glow of love. Oh, yeah. Ooh, oh, oh, oh.
different things going places. It's a wonder, it's so clear. By climbing mountains as we hold each other near. Sipping wine, we try to find that special magic from above. As we share our fair talking in the glow of love. You're a shining star. No matter who you are. So I wanna let you know you're moving, hold me, caress me. We are love spoken. Can you feel it all around you? We're filled with tears. In the hope of finding meaning while we're dreaming of the splendor of it all. We're surrounded and abounded, summer, spring, winter, and fall. All the people meeting, people laughing, dancing till the dawn. And we'll always be like this, glowing in the glow of love. Yeah, yeah, yeah. In the glow of love. Gotta let you know you're moving, yeah. You really, really do, yeah. I gotta let you know you're moving, yeah. E allora l'anno era il 1980, The Glow of Love dei Change, siete sempre sulle magiche onde di Radio Libertà. Antonino Danna al microfono con voi per Aria Fritta, ma adesso è giunto il momento del premio Banana. Radio Libertà presenta il premio Banana, il premio dedicato alla notizia più babbea di tutta la settimana. E allora, questa settimana, sempre in collaborazione con la Gatta Sociale, abbiamo portato a casa un premio Banana da leccarsi i baffi perché veramente c'era da fare incette. Allora cominciamo dal terzo posto. Dal Corriere Economia, Corriere della Sera, MediaWorld vende iPad a 15 euro, poi li chiede indietro ai clienti, errore macroscopico e riconoscibile. Un errore sul sito, MediaWorld vende a 15 euro anziché a 800, proposte due opzioni ai clienti, saldare il resto dell'importo con 150 euro di sconto o rendere il dispositivo. Complimenti vivissimi. Un terzo posto che devo dire, insomma, poteva andare quasi a pari merito con il secondo, ma adesso al secondo posto direttamente dall'Ansa, seppelliscono la bara, ma la salma è ancora in ospedale. Il caso a Ferrara, aperto fascicolo conoscitivo, signore e signori.
Un lutto, i funerali, la bara tumulata, ma la salma della defunta era ancora nell'obitorio dell'ospedale. Grottesco, ma è quanto è successo a Ferrara, scrive l'ANSA, dove ora, per ricostruire la dinamica dell'incidente, sono in corso un'indagine interna all'Agenzia di Onoranze Funebri e un'inchiesta a titolo conoscitivo della Procura. Il caso, riportato dalla Nuova Ferrara, ha avuto conseguenze peggiori rispetto a un malintento dolore aggiuntivo a persone che avevano perso un familiare. Stamattina la bara è stata estumulata proprio per verificare che fosse, come ipotizzato, vuota, signore e signori. E al primo posto... E allora, al primo posto questa settimana gioca con noi direttamente da TGcom 24 un 57enne che ha ideato un macabro stratagemma per continuare a incassare la pensione della madre dopo la sua morte. Infatti ha nascosto il cadavere dell'anziana nella cantina di casa e ha percepito i bonifici INPS per 3 anni senza che nessuno sospettasse di nulla. Il piano per incassare i soldi è naufragato quando la carta d'identità della donna è scaduta. Per risolvere il problema burocratico, l'uomo si è presentato in municipio travestito da anziana con parrucche e abito femminile, sperando di rinnovarne il documento. Gli addetti all'ufficio anagrafe hanno subito riconosciuto il travestimento e di conseguenza la polizia locale è stata chiamata ad accertare la situazione. Durante le verifiche è emerso il lato più oscuro della vicenda. Ha nascosto in cantina il corpo della madre, deceduta nel 2022 per cause naturali, e continuava a percepirne la pensione. Per il figlio potrebbero figurarsi i reati di occultamento e truffa ai danni dell'INPS, mentre le indagini sono ancora in corso. Olè! Direi che siamo arrivati veramente a vette altissime di disgusto quest'oggi nel finale di Aria Fritta per un premio banana abbastanza macabro, ma evidentemente meritato. Allora, bella gente, noi abbiamo finito per quest'oggi. Grazie per essere stati con noi. Ci ritroviamo tra 168 ore sulle magiche onde di Radio Libertà e ricordate che malgrado tutto the best is yet to come, il meglio deve ancora venire. Vi ha parlato Antonino Danna. Buonasera e ci salutiamo in onore di tutte le ascoltatrici con Zucchero del 985. E vai.